un uomo per bene, un politico lungimirante, poeta, animatore culturale, assessore all'agricoltura e colui che istituì la prima commissione antimafia. Dino Grammatico, deceduto nel 2007, è stato tutto questo e il suo lavoro, sia politico sia culturale, non è mai stato dimenticato. Ne è una prova che a 100 anni dalla sua nascita si è tenuto un convegno presso la sala conferenze del Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani dal titolo Storia di un siciliano, 100 anni dalla nascita di Dino Grammatico, l'archivio storico e la memoria. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale La Roccia, fondata nel 2004 dallo stesso Dino Grammatico e oggi presieduta dalla figlia Angela, aveva come obiettivo quello di ripercorrere la biografia di uno dei principali protagonisti della vita politica e culturale della Sicilia, promotore dei valori di dialogo e democrazia. Per l'occasione è stato presentato per la prima volta l'archivio storico Dino Grammatico, curato dalle dottoresse Maria Salone e Giuseppina Vultaggio, con la direzione scientifica del dottor Salvatore Denaro. Un ricchissimo patrimonio di documenti accumulati ed utilizzati dall'onorevole Dino Grammatico nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, politiche, personali, nonché delle proprie esperienze letterarie e poetiche. Diversi i momenti vissuti durante l'incontro di ieri, grazie soprattutto a testimonianze come quella di Angela Grammatico, Salvatore Denaro, il sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte, Michele Errallo, Nino Marino, Renato Lo Schiavo, Francesco Vinci, Stefania Lavia e Pietrangelo Buttafuoco. Ma durante il convegno ha parlato anche lo stesso Dino Grammatico, con la proiezione di alcuni stralci di un'intervista televisiva del 1998. Il convegno, patrocinato dall'Assessorato regionale ai beni culturali, dal Museo regionale Agostino Pepoli, dal Comune di Trapani e Custonaci, è stato moderato dal giornalista Giacomo Pilati.